Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live con gli appuntamenti appunto di friulitv.net speciali dedicati al territorio. Lo avete già collegato con noi da Udine Guido De Michelis. Parleremo della festa dei nonni 2021 perché verrebbe da dire De Michelis dove eravamo rimasti, no? Dopo la pandemia e tutto il discorso. Chiaramente siamo ancora legati gioco forza alla pandemia, ma finalmente si riesce a fare una festa in presenza come Dio comanda. È così? Sì, è così, e questa è la 11ª nostra edizione, ovviamente anche quest'anno con i numeri contingentati per quanto riguarda sia la parte della mattina, che sono le premiazioni dei nonni più, sia per quanto riguarda lo spettacolo che è definito Gran Varietà nel pomeriggio nel Centro Congressi delle Grazie dietro la Basilica delle Grazie appunto a Udine. Come dicevi, è una festa molto sentita, molto particolare. La figura del nonno è stata anche ieri in sede di conferenza stampa ben delineata come una figura fondamentale nella società che noi oggi stiamo vivendo. Da sempre i nonni hanno una loro importanza nella società, ma anche nella famiglia, ma anche nella crescita dei bambini, quindi un discorso generazionale. Siamo arrivati comunque all'interno di questa 11ª edizione alla sesta festa per quanto riguarda le premiazioni dei nonni. Abbiamo quindi aderito a questo concorso e sono risultati 3 vincitori. Nello sport Gigi De Neri, che è molto noto ovviamente per essere stato ex calciatore e allenatore professionistico di Aquileia. Nel volontariato Giuseppe Napoli, che è l'attuale presidente regionale di Federsanità e vicepresidente nazionale della stessa Federsanità ANCI, quindi molto noto nel campo sociosanitario, socioassistenziale. Nelle attività imprenditoriali, questa è una gran bellissima sorpresa per i tanti voti che ha ricevuto, è la signora Marina Bonazza De Ecker, classe 1923, quindi 98 anni. Lei assieme al marito ha creato questa impresa che è la Rizzani De Ecker, una delle più prestigiose delle sue imprese e costruzioni, esattamente. E poi abbiamo deciso quest'anno, non avendolo potuto fare lo scorso anno, di premiare come nonni special Giannolla e Benito Nonino, che dal 1897 portano avanti la grande tradizione delle distillerie delle grappe. Giusto per la cronaca, con tutto, magari uno dice la veneranda età, magari non proprio loro direttamente dal 1897, no? Chiaramente hanno preso c'è ovviamente una lunga generazione. Da Benito è passata a Giannolla e adesso sono le 3 figlie, e quindi diciamo che da questo punto di vista questa è una situazione molto importante ed è una delle distillerie cosiddette al femminile. Ma ricordiamo che nel 2019 e nel 2020 hanno vinto ben 3 premi mondiali, e quindi per il nonnino sicuramente non è un marchio che è conosciuto solo nella nostra regione. È un'eccellenza per quanto riguarda il marchio in Medi Friuli e Venezia Giulia, io aggiungo. Senti, dicevamo Guido che quest'anno si torna finalmente in presenza, no? Dopo per causa della pandemia l'anno scorso un po' saltato tutto, si è lavorato molto attraverso il web. Ecco, hai spiegato chi sono i vincitori eccetera, ma non hai detto esattamente dove si svolgerà poi effettivamente questa manifestazione. Ecco, allora l'appuntamento, grazie Omar, l'appuntamento ovviamente è ridotto solo a pochi intimi, perché lo faremo nella sala Valduga della Camera di Commercio in piazza Venerio a Udine. Abbiamo solo una quarantina di posti, quindi per le autorità, per i premiati, ma per tutto il resto c'è la festa del pomeriggio, quindi il Gran Varietà, che si svolgerà dalle 17 alle 19 presso il Centro Congressi delle Grazie in via Prechiuso dietro a Madonna delle Grazie, e lì ci sarà questo Gran Varietà che è organizzato dal nostro direttore artistico, che è Alberto Zeppieri, e che prevede fra le altre in chiusura, oltre a Anna Nash, che è la famosa violinista che ha creato il rondò veneziano, anche una mia carissima amica, e approfitto di salutare. Benissimo, e come parte conclusiva Riccardo Fogli dei Pooh, che quindi sarà veramente la chicca di questa festa. Solo 150 posti, però questo purtroppo oggi dobbiamo accontentarci. Ovviamente tutti dovranno accedere con il Green Pass e essere in regola, però per noi è già un avvio ed è già importante, ed è la festa con la quale nonni e nipoti devono ritrovare la serenità. Io poi devo solo accennare che
questa festa è anche ovviamente grazie ai tanti sponsor, che non li sto a elencare tutti, ma senza dei quali ovviamente noi della 50 più non potremmo sicuramente con questa festa e con questi premi onorare la figura dei nonni. Sì, ti abbiamo detto, no? La figura dei nonni è importante, perché oggi come oggi il nonno è diventato veramente un perno della famiglia a causa il lavoro sempre più pressante dei genitori. I nonni sono diventati proprio una sorta di babysitter, mi sia consentito il termine, in maniera proprio anche aperta, perché non è più il bambino quando si portava magari il piccolo, adesso anche i figli che sono nelle scuole, anche all'università, insomma, vanno dai nonni, perché il nonno è diventata una figura fondamentale all'interno di una famiglia con un nucleo allargato, no? Perché loro fanno un lavoro che nessun altro, tra parentesi, mi sia consentito dire, non è in grado di fare. E voi chiaramente in occasione della festa dei nonni premiate quelle persone che si sono distinte non solo a livello ufficiale nel mondo del lavoro, come hai sottolineato tu e via dicendo, o nello sport o altri settori, ma soprattutto nel settore casalingo, cioè quel lavoro domestico o dentro le mura che molto spesso non viene messo in risalto come sarebbe giusto che sia, no? Sì, hai detto praticamente quasi tutto tu, nel senso che proprio questa figura dei nonni è richiamata addirittura con questa ricorrenza il 2 di ottobre, che è stata indetta ovviamente sia come la festa degli angeli, e gli angeli sono stati proprio paragonati ai nonni. Ecco che quindi in molti paesi d'Europa e molti paesi del mondo, ma anche in Italia, con un decreto del Presidente della Repubblica ancora del 2014, il 2 ottobre è proprio la festa nazionale dei nonni. Quindi una figura fondamentale, importantissima, e che noi che siamo dalla 50 e più vogliamo salvaguardare, perché la società si sta ovviamente allungando, l'età, la società ha sempre più anziani e quindi vanno maggiormente protetti, e quindi questa festa è tutta per loro. Certo. Senti, ho visto questa foto qua, ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? Allora, questa foto invece è un'altra iniziativa che è stata fatta sempre per quanto riguarda Udine, come in questo caso come vicepresidente dell'Associazione Alzheimer Udine, è la famosa panchina viola che anche la città di Udine si è dotata, è la panchina per non ti scordar di me. Il colore viola è quello appunto di questo fiore, il non ti scordar di me, ed è fondamentale, importante, è un gesto simbolico, ma sta a dimostrare che ovviamente 25.000 persone malate di Alzheimer nella nostra regione, di cui 6.500 nel solo distretto, nell'ambito udinese, stanno a dimostrare come sia fondamentale la prevenzione. Quindi il mio impegno, oltre a quello di presidente della 50 e più, è anche quello di vicepresidente vicario dell'associazione Alzheimer, vicepresidente del coordinamento delle 7-8 associazioni che operano nella nostra regione. Quindi vogliamo veramente in questo caso essere volontari a 360 gradi. Iniziative, immagino, per quanto riguarda l'associazione 50 e più, che non si limitano solo a Udine, ma anche nelle altre aree della regione dove voi siete presenti, no? Certamente ci sono feste ovviamente anche nelle altre parti, chiaramente la pandemia sta un po' tirando il freno, ma dobbiamo dire che ovviamente in tutti e in qualsiasi caso il nonno viene festeggiato, quindi viva i nonni, che sono non solo gli uomini ma anche le donne, perché poi una gran parte, oggi nascono pochi bambini, ma se non c'è la nonna in questi casi diventa abbastanza difficile poi riuscire, come si dovrebbe fare, a fare il secondo figlio, magari anche il terzo. E questo quindi è molto importante, perché anche le donne hanno la necessità di lavorare, e quindi la figura delle nonne in questo caso, e lo dobbiamo sottolineare, è fondamentale proprio per la crescita dei loro nipoti, così come l'è stato dei figli. Quindi tutti noi dobbiamo riconoscere che in questa catena ci rientriamo più o meno tutti. Guido, io ti ringrazio per l'intervento e ci auguriamo, insomma, che l'edizione 2021, ho detto dove eravamo rimasti, no? Il 2022 Perfetto. ci auguriamo, insomma, sia quella della ripartenza ufficiale, dove tutti i nonni, senza problemi di distanze e via dicendo, possano festeggiare questa giornata tutti insieme. Chiaramente anche nel resto dei 364 giorni del calendario secondo le sacre scritture, no? Perché il nonno non è che una giornata e poi il resto ciao. Dobbiamo ricordarci, ecco, insomma, abbiamo detto, la figura, no, di queste persone. Benissimo, tu l'hai detto benissimo, ed è come ovviamente il 21 settembre, che è la giornata dell'Alzheimer, non lo dobbiamo ricordare
o segnalare solo in quel giorno, ma tutti i giorni sono, perché i caregiver che devono assistere queste persone, se non sono ricoverate, quindi a domicilio, hanno la necessità di essere aiutate e quindi di avere un supporto. Quindi queste sono cose fondamentali della nostra società. Ti ringrazio e spero che siano molti a poter festeggiare con noi. Abbiamo 150 posti, li vogliamo riempire perché sarà una festa alla quale ovviamente ci saranno anche dei bambini, la Broadway Dance Minor che inizierà questa festa, quindi ce n'è per tutto e per tutti certo. la possibilità di godere di una bella giornata. E poi non abbiamo detto una cosa importante, attenzione che i nonni non è che sono tutti dai 70 anni in su, ci sono anche nonni che grazie a vari motivi, magari a 40-45 anni, hanno già i nipoti, no? Esattamente, Ci sono anche infatti nonni giovani. la nostra sigla 50 e più sta proprio a segnalare che quella è l'età in cui bisogna incominciare a guardare anche al futuro e guardare anche a quello che è poi la propria anzianità, il proprio futuro nella figura del nonno o comunque della persona che deve inserirsi una volta raggiunto l'età della pensione in questa società che spesso ci rifiuta. Certo. Senti, approfittiamo della tua presenza per sapere se ci sono altre iniziative da qui a fine d'anno di interesse per il nostro pubblico. Beh, noi organizziamo spesso, siamo ovviamente ancorati anche con la Maico per quanto riguarda la prevenzione della sordità, con le farmacie apoteca per quanto riguarda mensilmente le visite cardiologiche e quant'altro, e poi ovviamente facciamo dei corsi di lezione, ma anche la parte ludica, tant'è che il 7 un gruppo di una cinquantina di persone raggiungerà il Leggio per visitare la mostra Cambiare e per poi fare una bella giornata in compagnia con un pranzo a Timà o a Paluzza, e quindi una giornata spensierata che molti ci stanno chiedendo da tempo, perché anche se con mascherina e con il Green Pass per salire in pullman, ma sarà sicuramente un momento per ritrovarci tutti assieme. Quindi festa, parte ludica, ma anche prevenzione e quindi anche assistenza. Bene, io ringrazio Guido De Michelis per questo intervento, ringrazio i nostri amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. Per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, torneremo più tardi con l'edizione del mattino del nostro audio video giornale o web giornale, come si dice in questi casi. Ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e, come si dice nella lontana provincia dell'impero, anche se oggi il sottoscritto ha varcato il grande fiume, cioè il Tagliamento, si trova nella sede del Friuli occidentale a Zoppola. Mandi e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire, campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.